Dopo, lo ricorderete, la prestazione giocata in casa. Quindi ancora più 6 per Ferrara, che va in percussione con Circosta, una magia in rovesciata con Costa, molto lesto, arresto, tiro e canestro, veramente devastante. Va detto a completezza di informazione, mentre c'è bomba e c'è dall'altra parte del campo immediata la controbomba, questa volta ad opera di Simone Cortesi, primo giocatore della Mobite che non sia nella graduatoria dei marcatori in campionato. Eccolo qua, si butta dentro, non c'è difesa, motivo di servizio per May, spizzichini da manuale questa azione Mobite. Serie di cambiamenti difensivi per la Mobite, ora è Rat in palleggio, scambia con Bonamente che mette la tripla, il primo canestro ha segnato Cutolo. E buona palla per Castelletta, insistita, quasi palla persa al tiro proprio sullo scadere. Ancora ben fatto, palla in mano, sotto mano, giro dorsale, controlla bene il corpo, 36-27. Sì, da Ferri, ancora Ferri, trova un varco, si butta dentro, sotto mano di sinistra. Campello che però lancia Poltronieri, questa volta tiro agevole, piedi a terra per Poltronieri che davvero una gran prestazione, attacca il canestro, a volte va fino in fondo, a volte realizzazione personale. Il canestro del più 16 per la Mobite, gran palla davvero di Chiarello. Sì. Al limite dei passi forse Ferri, arresto e tiro e canestro da 3 punti di Ferri. Da Ferri a Gazzotti, da questi a Circosta, il lob per Benfatto, tutto molto ben congegnato. In questi 10 secondi Bay capisce tutto, va fino in fondo e va a schiacciare, e la sosterrà sicuramente anche nel corso dei play-out. Finisce qui la sfida fra Liomatic e Mobite, si chiude con un punteggio di 86-70, l'ultima gara interna.